Praticamente qui siamo all'ultimo passaggio, queste sono insacchettate e pronte per partire? Sì, questa è la fase finale, si riceve l'ordine dai VADER e dall'ufficio e l'operatore, una volta che sa quante palline dover mettere all'interno del pallet, prepara il bancale con il proprio celofane e veline, pronto a chiuderlo per farlo partire. Ovviamente viene insacchettato, nell'etichetta c'è scritta anche la provenienza, c'è scritto tutto? Nell'etichetta riportiamo perfettamente tutto quanto, il lotto che identifica la partita in entrata, quindi si riesce a risalire a quale allevamento stiamo facendo riferimento, la zona, perché ogni allevamento riporta una propria zona di pesca, poi abbiamo la denominazione commerciale e la data di produzione.